Nella sala consiliare del comune di Sora è stato ricordato il maresciallo capo Luca Polsinelli, il giovane alpino sorano scomparso a Kabul il 5 maggio di 18 anni fa. Come di consueto si è svolta anche la premiazione del concorso Luca Polsinelli, un uomo, un alpino, una vita donata, giunto alla 15ª edizione e rivolto agli studenti di tutti gli istituti scolastici della città di Sora. Gli elaborati in concorso sono stati valutati da una giuria di altissima qualità. 15ª edizione del premio dedicato alla memoria di Luca Polsinelli. È un'edizione particolare, come abbiamo detto anche in questa mattinata. 15 edizioni significa che i primi bambini e bambine che 15 anni fa hanno partecipato oggi sono adulti, quindi sono maggiorenni. Significa che in questi 15 anni il premio ha accompagnato e continua ad accompagnare le nuove generazioni di Sora nel riscoprire mediante la figura di Luca l'identità della sua città mediante un eroe, Luca Polsinelli. Oggi il concorso ancora una volta è molto importante perché riflette, ha fatto e continua a far riflettere i bambini sul tema della pace. La gran parte dei lavori ha utilizzato la pace come perno sul quale costruire dei lavori assolutamente originali ed innovativi. Speriamo anche che il prossimo anno possa essere un concorso molto partecipato e con il contenuto qualitativamente alto come è stato quest'anno. Un evento che il comune di Sora e la famiglia Polsinelli organizzano ogni anno con cura per ricordare e far conoscere ai giovani concittadini le straordinarie qualità morali e professionali del maresciallo capo Luca Polsinelli. Oggi ricorre il 18° anniversario dalla tragica scomparsa del maresciallo capo Luca Polsinelli. Ricordiamo tutti quel giorno nel 2006, quell'attentato a Kabul in Afghanistan, che ha lasciato attonita la nazione intera. Oggi continuiamo come comune di Sora a tramandare quella che è la storia, quello che è il messaggio di pace di Luca, perché era un ragazzo giovane, un ragazzo che amava la sua patria, che amava la sua famiglia, e l'augurio è quello che tanti genitori, tante mamme, tanti papà non debbano più soffrire per la mancanza di un figlio, la mancanza di una persona vicina, e che questi conflitti armati possano essere appunto risolti con un'azione solida di dialogo e non con le armi. A vincere la 15ª edizione del concorso, primo premio ex aequo, ambito letterario, scuola primaria, l'elaborato Un salto nel passato, immaginando Luca, ho disegnato un bambino, dell'IC3, scuola Achille Lauri. Primo premio ex aequo letterario, scuola primaria, l'elaborato Il futuro che vorrei, dell'IC2, scuola primaria Carnello. Primo premio grafico pittorico, scuola primaria, l'elaborato Con le nostre penne colorate scriveremo un futuro di pace, dell'IC1, scuola Arduino Carbone. Primo premio letterario, scuola secondaria di primo grado, l'elaborato No alla guerra, dell'IC1, scuola Rosati. Primo premio ex aequo, grafico pittorico, scuola secondaria di primo grado, l'elaborato Luca e i suoi echi di pace, dell'IC3, scuola Facchini. Primo premio ex aequo, grafico pittorico, scuola secondaria di primo grado, l'elaborato Un libro per sognare un futuro migliore, dell'IC2, scuola Riccardo Gulia. La giuria, visto l'alto valore degli elaborati, ha assegnato ben 7 menzioni ad altrettanti lavori presentati. Menzione premio Famiglia Polsinelli all'elaborato Il testamento, dell'IC1, scuola Rosati. Durante la giornata è stato consegnato un riconoscimento alla ex dirigente scolastica Marcella Maria Petricca per l'impegno svolto durante il suo percorso lavorativo. La commemorazione del 18° anniversario si è poi spostata nel cimitero comunale, dove alla presenza del sindaco Luca Di Stefano sono stati resi gli onori militari in armi con la deposizione delle corone presso la tomba monumentale del maresciallo capo Luca Polsinelli, e a seguire nella cappella del cimitero è stata celebrata la Santa Messa.